Buona serata, eccoci insieme, incontro di koinonia del primo venerdì di novembre. Ancora una volta il messaggio per tutti: siate presenti a koinonia perché ci racconteremo delle cose speciali. Allora, fratelli e amici, io vorrei dire che i titoli di questa sera erano stati pensati in questo modo: non turisti ma ambasciatori, perché non stiamo parlando di turisti ma di ambasciatori della parola di Dio, per rientrare anche nel tema del quale abbiamo accennato domenica scorsa. E poi Iconio, Listra, Derba, Perga, le città della costa dell'attuale Turchia e dell'immediato interno. E quindi un terzo titolo: evangelizzazione, persecuzione e verifica del lavoro svolto. Ma se potessi cambiare titolo, darei questo titolo: senza paura e senza rancore, perché vedremo che l'Apostolo Paolo lapidato rientra nella città di Listra senza paura per quello che gli è successo. Tutti lo credevano morto, l'avevano portato fuori dalla città, buttato fuori come uno straccio, e invece lui era vivo, si è rialzato e senza paura è rientrato nella città di Listra, ma anche senza rancore. Precedentemente a questo incontro abbiamo pregato alcuni di noi perché un nostro amico non porti rancore, e noi sappiamo che Paolo non portò rancore in quell'occasione perché era testimone dell'Eterno, perché era, se volessimo ancora usare quel termine, ambasciatore. E allora preghiamo per incontrarci insieme, sia noi che siamo in sala che coloro che sono nelle loro case. Signore, noi senza paura e senza rancore vogliamo recarci ai nostri appuntamenti. Signore, noi vogliamo essere ambasciatori della tua parola, e non lo faremo a Iconio, non lo faremo a Listra o ad Erba o a Perga, ma lo faremo a Udine o a Talmassons o a San Daniele. Noi, Signore, vogliamo essere testimoni che evangelizzano, vogliamo essere testimoni che verificano il lavoro svolto. Anche in questi incontri vorremmo verificare il nostro lavoro, come è stato raccolto dai fratelli, e lo faremo nella seconda parte della riunione. Noi, Signore, vogliamo soprattutto lodare te. Lode a te, o Cristo, per il tuo sangue versato. Lode a te, o Cristo, perché anche tu, quando sei stato crocifisso, senza paura e senza rancore, hai affrontato questo momento. E poi sei risorto nello splendore del Padre. Lode a te, o Signore, per tutto quello che ci dai. Lode a te, o Signore, per tutto quello che ci insegni. Sia la tua parola ancora stasera una fonte di insegnamento e una fonte di vita. Te lo chiediamo nel nome potente di Cristo, che senza paura e senza rancore affrontò ciò che tutti noi sappiamo, la morte in croce, per il perdono dei peccati di un'umanità che ancora fa fatica a riconoscere il Signore. Amen. La nostra storia non comincia con gli Atti 14, che noi oggi leggeremo il capitolo 14, ma comincia un po' prima, perché i viaggi missionari di Paolo partono da Antiochia, e preciso Antiochia di Siria, perché troveremo poi Antiochia di Pisidia. E voglio leggere immediatamente i primi 2 versetti del capitolo 13. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori,
Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode, tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. E la loro partenza avviene, e loro vanno immediatamente a Cipro e a Salamina. Anche qui c'è un'omonimia, c'è un'altra Salamina di Grecia, non pensiamo a quella. Pensiamo alla Salamina che oggi si trova proprio nell'isola di Cipro. E qui diffusero la parola di Dio. Poi, sempre il capitolo 13, ci riferisce che furono ad Antiochia di Pisidia e giunsero ad Antiochia passando oltre Perga, e tutte queste città che sono nell'attuale Turchia sono città dominate, nel vero senso della parola, uso questa voce verbale, proprio dall'idolatria. E Paolo e Barnaba devono combattere contro l'idolatria, combattendo contro un nemico subdolo che vedremo cosa succede. Qualche volta addirittura vede l'alleanza tra gli idolatri e i giudei. Impensabile. Lo vedremo dopo. E lo vedremo soprattutto nel capitolo numero 14. Vi parlo brevemente di Antiochia di Siria, di cui il capitolo 13. Antiochia si chiama così perché porta il nome del padre di un generale di Alessandro, il famoso Alessandro Magno, che si chiama Seleuco, questo generale che ha voluto dedicare questa città a suo padre. Una città abbastanza grande, ma non è l'unica Antiochia, dicevo, c'è anche Antiochia di Pisidia, e soprattutto siamo informati che ci sono addirittura 15 città che si chiamano Antiochia, proprio perché si voleva il figlio di questo generale Seleuco ricordare il padre attraverso questo nome. Il viaggio avviene dunque da Cipro a Salamina. Ci sono appunto queste zone che sono nell'isola di Cipro, Salamina Cipride. Poi troveremo, e qui entreremo già nel capitolo 14, Paolo e Barnaba a Pafo, un altro centro dell'idolatria. Ve lo dico subito, poi lo leggiamo, non lo troviamo così negli Atti degli Apostoli, ma vi do subito questa notizia, che secondo la tradizione e la cultura greca, a Pafo è nata Venere. C'è un celebre poeta che si chiama Ugo Foscolo che dice che Venere ha sorriso e quelle isole sono diventate feconde. Quindi Venere è la dea della bellezza. E qui troviamo un episodio del quale si parlerà. C'è un mago che si chiama Mago Elima che suggerisce alcune cose che troveremo. Siamo nella Turchia, attuale Turchia del Sud, dove c'è anche Antiochia di Pisidia. E il celebre discorso di Paolo sui santuari pagani proprio viene fatto nel capitolo 13, scusate, ho detto che troveremo Elima nel capitolo 14, l'abbiamo trovato nel 13, voi vi ricordate, no? E c'è il celebre discorso di Paolo che parla della grandezza e della potenza di Cristo, e così siamo arrivati al nuovo capitolo, che è il numero 14 che vi leggo, dove troveremo Paolo e Barnaba a Iconio, poi a Listra, quindi a Derba, e sarà un viaggio di andata e ritorno, perché poi l'Apostolo tornerà indietro a rivisitare i centri della cultura cristiana che aveva appena fondato, le chiese, i centri della cultura cristiana, le chiese che aveva appena fondato. Vado direttamente al testo. Anche a Iconio Paolo e Barnaba
entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di Giudei e di Greci credette. Ma i Giudei che avevano rifiutato di credere aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i Giudei, gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei Giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nella città di Licaonia, Listra e Derba e dei dintorni, e là continuarono a evangelizzare. A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto, e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. La folla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce, dicendo in lingua licaonica: gli dei hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi. E chiamavano Paolo Barnaba, e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla, gridando: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso, privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E con queste parole riuscirono a stento a impedire che la folla offrisse loro un sacrificio. Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobbillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città. Il giorno seguente partì con Barnaba per Derba e dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli se ne tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna città e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore, nel quale avevano creduto. Quindi, attraversata la Pisidia, giunsero in Panfilia. Dopo aver annunziato la parola a Perga, scesero ad Attalia e di là salparono verso Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti là e riunita la Chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri, e rimasero con i discepoli parecchio tempo. Amen. Questa è la parola di Dio. Dunque, ancora una volta, la sinagoga è il luogo dove si recano i discepoli. A Iconio, la Turchia si chiama Konya oggi, si combatte il paganesimo, e finché si combatte il paganesimo è bene, ma quando si annuncia il nuovo messaggio, ecco che i giudei fanno un passo indietro.
Anche Listra si trova sempre in Turchia. Avete osservato il miracolo del paralitico guarito? Anche qui una contraddizione enorme. Paolo guarisce il paralitico, gli vogliono quasi dedicare un culto, ma poi lui rivela di essere un uomo, non un Dio, e allora improvvisamente la situazione si rovescia e lo vogliono lapidare. Abbiamo osservato poi a Derba Paolo, il ritorno a Listra, a Iconio, ad Antiochia e poi attraverso Perga ed Atalia di nuovo nella città dalla quale erano partiti, Antiochia di Siria. Il ritorno alla Chiesa Madre. Di là erano partiti, raccomandati alla grazia di Dio. E là ci concentriamo ancora una volta su questo capitolo 14. Nella sinagoga è il luogo dove Paolo viene mandato dallo Spirito a predicare. La sinagoga è il luogo di culto e di pensiero degli ebrei, come sappiamo. Osserviamo il mandato di andare dappertutto. È un mandato che noi che seguiamo maggiormente abbiamo già davanti agli occhi. Per chi eventualmente ci seguisse e non avesse di fronte a questi punti di riferimento, vi rimando a Marco 16. I punti del grande mandato sono molti, ma io richiamo soltanto Marco 16 e i versetti 15 e 16. È Gesù che parla e disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Il mandato che vale anche per noi oggi. Chi avrà creduto sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Sono parole di Cristo, non sono parole espressione di un estremismo. E noi questo lo dobbiamo dire con coraggio a chi abbiamo di fronte. E come sta scritto, nei momenti favorevoli, nei momenti sfavorevoli, qualche volta io mi tiro dietro nei momenti sfavorevoli, ma non dovrei farlo. E nei momenti sfavorevoli o favorevoli noi dobbiamo dire: questo è il grande problema, questa è la bella notizia. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto, la bella notizia si trasforma in una notizia drammatica, in una condanna. Sarà condannato, una condanna che viene da Dio, una condanna che viene da Gesù Cristo, dalla sua autorità. Si comincia dunque dal mondo giudaico in Atti, questa opera, e alcuni giudei rifiutano, e rifiutare significa in questo contesto aprire subito la pagina della persecuzione. Nelle nostre aree non esiste questa persecuzione. Noi possiamo però essere sensibili a quelle aree del mondo, e proprio oggi ho ricevuto l'ultimo numero di Porte Aperte che ci conferma ancora le grandi persecuzioni in Corea del Nord, soprattutto in Iran e in altri paesi del mondo arabo e del mondo africano. Rifiutare oggi è l'indifferenza, e nelle nostre aree europee non c'è questa avversione persecutoria, ma è un po' la porta aperta per l'avversione persecutoria, l'indifferenza. A Iconio gli ebrei si alleano con i pagani e abbiamo letto, li inducono a perseguitare gli apostoli. E mentre prendevo questi appunti mi veniva in mente quello che è accaduto anche a Gesù, il quale a un certo punto è stato quasi giustificato da Pilato, che dice: non ha fatto nulla di male, no, dicono i giudei, sia crocifisso, che cercano l'alleanza con il pagano per uccidere il giusto. Questo
breve dialogo, per esempio lo troviamo in Giovanni 18, 38. Io non ho e non trovo in lui nessuna colpa, dice Pilato. Ha detto questo, uscì di nuovo verso i giudei, disse loro: io non trovo alcuna colpa in lui. E lo ripete anche al capitolo 19, al versetto 6 e anche al versetto 12. Da quel momento, vedete che stiamo leggendo il 12, da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Volevo farvi vedere questa alleanza tra mondo ebraico e mondo pagano, un'alleanza veramente insolita, che viene confermata anche da Luca 23, i versetti sono da 20 a 22, è lo stesso episodio che viene raccontato in modo diverso. Pilato parlò loro di nuovo perché desiderava liberare Gesù, ma essi gridavano: crocifiggilo, crocifiggilo, per la terza volta, e sottolineo per la terza volta. Egli disse loro: ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte, perciò dopo averlo castigato lo libererò. Ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono per avere il sopravvento. Ho detto prima che il mondo occidentale contemporaneo è indifferente a Cristo, ma osservate, l'indifferenza è la porta aperta all'ostilità e al disprezzo. È vero che i giudei aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani, e siamo di nuovo agli Atti al versetto 2, giudei che rifiutarono. Tutto sommato i pagani sono indifferenti, non trovano alcun male, non interessano, non è affar loro, come Pilato, di cui la breve lettura, ma la loro indifferenza ben presto si traduce in ostilità e con la porta aperta. Si lasciano facilmente convincere, si lasciano irretire, sono instabili di carattere, soffia il vento contrario e via. Tuttavia i missionari, gli ambasciatori, abbiamo detto domenica, li abbiamo chiamati ambasciatori, rimangono, come si dice in gergo militare, fermi al petto e operano segni e prodigi, e la città è divisa. Alcuni stanno con gli apostoli, altri con i giudei. E io sottolineo sempre l'alleanza tra giudei e pagani, l'accordo per colpirli, per lapidarli, ed essi fuggono. E allora ecco che la fuga nelle città della Licaonia, di questa regione, avviene a Listra ed Derba. I fatti di Listra. Ho trovato solo recentemente un commentatore degli Atti degli Apostoli che ha scritto i 30 anni che cambiarono il mondo. Si chiama Michael Green. Ora, questo commentatore è stato un celebre evangelista, si possono trovare molti testi suoi, e in uno dei suoi testi, appunto i 30 anni che cambiarono il mondo, trovo questo episodio. Un giorno c'è una riunione dei pastori e alla fine della riunione dei pastori un uomo dice: pregate perché io sono veramente molto ammalato alle gambe, pregate per me perché io possa essere guarito. E Michael Green dice, scrive testualmente: io non avevo nessuna voglia di fare questo tipo di preghiera, ma mi sono trovato veramente in modo di non poter dire di no, e abbiamo pregato tutti imponendo le mani per la guarigione di quest'uomo. Accade, scrive Michael Green, che quest'uomo ha cominciato a camminare, è uscito guarito da questa preghiera. Questo per dire, è il suo commento agli Atti degli Apostoli, che questi atti miracolosi possono ancora accadere, ma possono accadere nel senso della volontà di Dio
indiscutibile e la sua misericordia è impensabile. Fatto sta che l'episodio è accaduto proprio durante una riunione di pastori, racconta Michael Green, che testimonia questa guarigione. Ma tornando al nostro capitolo 14, abbiamo trovato che i due, Paolo e Barnaba, vengono considerati Mercurio e Giove, perché Paolo è quello che parla di più, è il messaggero, e Barnaba è quello che parla di meno, e quindi viene interpretato che sia lui Giove. Il sacerdote di Giove, che sta, avete visto, alle porte della città, esce fuori e porta ghirlande e tori, vuole compiere un sacrificio. Aveva molta paura. Ho trovato nello stesso commentario di Michael Green che precedentemente Giove e Mercurio non erano stati riconosciuti e avevano causato una grande sciagura, un'alluvione proprio, e quindi avevano paura questi pagani degli dei, perché gli dei non sono quel Dio misericordioso che noi conosciamo, ma sono delle figure molto vendicative quando non trovano riscontro nella popolazione che dovrebbe essere ad essi devota. E quindi questa paura li porta ad agire anche in questo modo, ma soprattutto sono dei pagani e quindi conoscono questa strada di vita. E allora ecco che i nostri apostoli si strappano i vestiti. Ho pensato più volte a questo atto di strapparsi i vestiti. Beh, naturalmente io penso che voi siete d'accordo con me quando diciamo che strapparsi i vestiti richiama soprattutto l'idea della bestemmia, una bestemmia inconsapevole che questi pagani non sanno di commettere, ma i due apostoli sanno che questa è una bestemmia. Essi, idolatri, sarebbero stati pronti ad un nuovo atto di idolatria nei confronti dei due uomini. Strapparsi i vestiti vuol dire proprio lacerarsi dal dolore di trovarsi di fronte a questa idolatria. E poi io pensavo anche a un altro aspetto al quale chiedo conferma a voi nella riunione che poi seguirà. Secondo me questo atto di strapparsi i vestiti ha anche un significato molto pratico. Io mi strappo i vestiti per farvi vedere che ho un corpo sotto i vestiti, che non sono soltanto lo spirito di una divinità, ma soprattutto la testimonianza forte. Signori, questo è Dio che li ha guariti, quel Dio che ha fatto il cielo e la terra, a Lui soltanto vada la gloria. Ed è una vera e propria predicazione anche questa che io vi voglio rileggere. Da queste vanità vi convertiate, è il versetto 15, seconda parte, al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. Ecco la predicazione. Guardate che cosa fa Dio. Non crediate nelle cose che sono veramente delle vanità, delle cose inesistenti. Una predicazione che è un parlare al cuore. E io ho riassunto 4 concetti che questa predicazione richiama. Numero 1, perché siete idolatri? Questa è una vanità. Numero 2, convertitevi al Dio vivente. Numero 3, egli è creatore del cielo, della terra, del mare, di tutto. Numero 4, nel passato il creatore si è rivelato con la creazione. E ancora una volta i giudei in campo a sobillare la folla, da cui la lapidazione di Listra. Ecco i fatti di Listra.
E come abbiamo detto in apertura di questo collegamento, la cosa più difficile da fare è senza dubbio perdonare i propri nemici, soprattutto quando i propri nemici non hanno logica, non ha nessun senso che ci si opponga così alla parola di Dio, ti viene da odiarli. Invece l'educazione di Paolo è un'educazione d'amore, perché lui rientra nella città e non rientra nella città, secondo il mio punto di vista, con arroganza, per dire: guardate, vedete, volevate uccidermi e io sono qui e vi ho fregati, sono ancora vivo. Non è questo secondo me l'atteggiamento di Paolo, ma l'atteggiamento del rientro nella città è quello di continuare a portare la sua testimonianza e continuare a dire a coloro che hanno già accettato la testimonianza: guardate ragazzi, teniamo duro. Ecco, non vedo nessun atteggiamento di superbia o di arroganza, ma vedo un atteggiamento di grande umiltà e di perdono. Nei confronti di questi nemici sembra quasi voler dire Paolo: certo, sto andando oltre il testo, perché queste cose non sono sul testo, sono quelle che leggo io tra le righe, come si dice. Non porto nessun rancore, rientro, non ho rancore e non ho neanche paura, perché so che Dio è con me. E il giorno seguente però parte, abbiamo letto, versetto 11 e dintorni, e parte per Derba. E dopo aver evangelizzato quella città, io ho trovato scritto che in quella città non c'è stata opposizione. Qui non abbiamo la certezza che non vi sia stata opposizione, però probabilmente i commentatori che dicono che in quella città non ci fu opposizione dicono una cosa abbastanza scritturale, perché dato che si parla dell'opposizione a Paolo in altri brani degli Atti, sulla questione d'Erba sarebbe stato precisato se ci fosse stata l'opposizione e la persecuzione. Invece qui ad Erba hanno evangelizzato quella città, hanno fatto molti discepoli e se ne tornarono a Listra, un altro ritorno a Listra. E quindi vedete un po', quando si è convinti di essere ambasciatori, non si lascia il lavoro intentato. Dopo la lapidazione, dopo l'uscita da Listra, dopo la paura, di nuovo a Listra, di nuovo a Iconio e poi a Antiochia di Pisidia. Quindi Perga e Atalia, siamo sempre in quelle città del bacino del Mediterraneo che oggi sono proprio al confine tra la Turchia e il mare. E quindi il ritorno alla Chiesa Madre. Rileggo il numero 27 del nostro testo. Giunti là e riunita la Chiesa riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri. Non sono io Paolo, non sono io Barnaba che ho aperto la porta agli stranieri, ma è Dio che ha aperto la porta agli stranieri. E rimasero con i discepoli parecchio tempo a testimoniare, a lavorare, perché la Chiesa deve sentire tutte le cose che sono accadute. Infatti al versetto 27 trovarono giunti là, ad Antiochia di Siria, ripeto, bisogna stare attenti a non confondere Antiochia di Pisidia con quella di Siria. Da Antiochia di Siria loro sono partiti da una città molto grande, Antiochia di Siria, al tempo in cui si parla sembra avesse 500.000 abitanti, ho trovato, e quindi è un centro funzionale, è una specie di seconda Roma, ecco, diciamo. E ecco che rimangono lì con i discepoli parecchio tempo e soprattutto sentono il dovere di riferire. Sono dei veri missionari che riferiscono le cose che Dio ha fatto per mezzo loro, ma le ha fatte Dio. E quindi il rientro nella Chiesa Madre è il presupposto a un grande incontro del quale parleremo la prossima volta. Questo incontro viene chiamato di solito con questo titolo,
la conferenza di Gerusalemme, perché troveremo poi che i discepoli, gli apostoli, i testimoni, gli ambasciatori a Gerusalemme vogliono portare la loro voce e raccontare quello che sta succedendo, perché la parola sta uscendo dal mondo ebraico e sta andando nel mondo gentile e sta producendo risultati dolorosi anche, faticosi, ma risultati che vanno a onore e gloria del nostro Signore Gesù Cristo e non di questi valorosi apostoli che furono comunque i suoi primi e fondamentali e fondanti testimoni. Ci soffermiamo per un attimo e rientriamo tra pochi minuti nella diretta per chi ha il collegamento. Ci lasciamo con questa preghiera. Signore, e noi siamo certamente molto più indegni, molto meno bravi, molto meno capaci di Paolo e di Barnaba. Noi non siamo a Derba, non siamo a Listra. Noi parliamo da Udine, Signore. Ti preghiamo per le nostre città. Anche noi abbiamo le nostre Derba, le nostre Listra, le nostre Iconie. Le nostre città si chiamano Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste. Ti preghiamo, Signore, di benedire queste città della nostra regione, della nostra Licaonia, Signore, dove ci sono molti indifferenti, dove ci sono molti avversari, dove ci sono anche i tuoi figli, Signore. Ti preghiamo perché tu benedica questa nostra Licaonia che si chiama Friuli Venezia Giulia. Ti preghiamo, Signore, di benedire ognuno di noi che in modo più indegno, in modo meno capace, ha affrontato la predicazione, ha affrontato la testimonianza in questa nostra regione. E ti chiediamo, Signore, anche di benedire i nostri missionari, perché oggi parliamo di missione, e ti chiediamo di benedire le persone che sono state sostenute da noi e incaricate da te, Signore, per guidare la missione. Maria Luisa in Umbria, Signore, la missionaria Claudia Pignatelli nel mondo, Signore, il missionario Mario Pozzobon nel Lazio, il missionario Giorgio, Signore, nel Piemonte. Ti preghiamo per questi tuoi servitori, Signore, per questi tuoi ambasciatori, che sono coloro che in una certa misura sono stati persino mandati da noi, come Giorgio De Angelis e come Maria Luisa Cini, Signore. Ti preghiamo per queste persone e ti invochiamo la tua benedizione, la tua benevolenza. Signore, ti chiediamo che queste persone possano essere testimoni, come noi tutti, del tuo grande regno, della potenza di Gesù Cristo risorto. Amen. Amen. Arrivederci, buonasera. Per chi ci segue soltanto nella diretta, l'appuntamento è ai prossimi incontri, a cominciare da domenica alle 10:30 e ogni venerdì sera alle 8:30. Per chi ci segue invece da casa e che ha il collegamento, ci troviamo tra qualche minuto. Arrivederci.